Le prime prospettive dell'inverno 2022-2023 in Europa e sulla nostra regione. Le condizioni meteorologiche favoriscono, come vedete dai modelli, un geopotenziale alto sull'Oceano Pacifico settentrionale. In questo caso avremo possibilità di anomalie sull'Europa e costanti flussi freddi sull'Oceano Atlantico diretti verso l'Europa. Infatti, come notiamo dalla grafica del modello europeo, avremo freddo e neve che potrebbero presentarsi sull'Atlantico verso l'Europa e caldo anomalo sul Canada e sul Polo Nord. Durante il primo periodo invernale assisteremo alla Nina, questo raffreddamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, a differenza dell'El Niño, che verrà poi sostituito a partire dalla seconda parte dell'inverno. El Niño riscalda le acque superficiali dell'Oceano Pacifico, a differenza del raffreddamento della Nina. Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevedono condizioni da media secche sull'Europa centrale e occidentale, mentre sulla nostra regione e su gran parte del Mediterraneo avremo maggiori probabilità di precipitazioni, anche abbondanti, con possibilità di nevicate, con questa grafica successiva che mostra maggiore probabilità di precipitazioni nevose tra Austria, Slovenia e Croazia fin sulle pianure venete, questo a causa di correnti di bora, dove spesso scenderanno a partire da nord-est, correnti fredde, e poi perturbazioni atlantiche da ovest frequenti. Avremo un inverno movimentato? Sicuramente. Dovremo attendere i prossimi aggiornamenti nei prossimi mesi.